Benvenuti! Oggi è martedì 25 giugno 2024. Il sole sorge alle 5:40 e tramonta alle 20:25. La luna sorge alle 23:30 e cala alle 8:59. Oggi si celebra San Guglielmo. Il nome Guglielmo ha origine tedesca e significa uomo protetto dalla volontà. Il 25 giugno si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale del marittimo. La Confederazione Italiana degli Armatori, nota anche come Confitarma, si unisce alle celebrazioni per rendere omaggio alle lavoratrici e ai lavoratori del settore che quotidianamente svolgono un ruolo strategico per assicurare l'operatività delle navi e quindi garantire il trasporto di passeggeri e il commercio internazionale. Sono 81 le candeline per Vittorio Feltri, giornalista tra i più discussi, famoso per la sua spregiudicatezza. Ha guidato diverse testate nazionali, tra le quali l'Europeo, l'Indipendente e il Giornale. Nel 2000 ha fondato Libero, dove ancora oggi ricopre il ruolo di direttore editoriale. Festeggia 41 anni il cantante Tommaso Paradiso. Si è fatto conoscere al grande pubblico come frontman della band dei giornalisti, che ha abbandonato nel 2019 per intraprendere la carriera da solista. Ha scritto testi per Noemi, Nina Zilli, Elisa e Giusy Ferreri. Infine oggi compie 81 anni il cantautore Roberto Vecchioni. Professore liceale di lettere, inizia la carriera artistica come autore di testi e scrive canzoni per artisti quali Ornella Vanoni, Iva Zanicchi, Gigliola Cinquetti. Il successo come cantautore arriva con Samarcanda nel 1977. Da quel momento sono stati venduti oltre 6 milioni e mezzo di copie dei suoi album. Un'incredibile storia di coraggio e resilienza. Una famiglia ebrea olandese costretta a nascondersi dalla repressione nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. Il 25 giugno del 1947 esce l'edizione originale del Diario di Anna Frank. Questo toccante racconto, intitolato I retrocasa, riunisce i pensieri e le esperienze di Anna Frank, una giovane di soli 16 anni che tristemente perse la vita nel campo di concentramento di Bergen-Belsen. Il padre, con determinazione e amore, riesce a completare il lavoro. Nel 2009 l'UNESCO riconosce l'importanza di questo volume, inserendolo nell'elenco delle memorie del mondo. Sapete come si chiama l'acceleratore di particelle più grande e potente mai costruito? Si chiama Large Hadron Collider e in poco più di 15 anni di carriera ha dimostrato l'esistenza del bosone di Higgs e battuto tutti i record di energia per le collisioni tra particelle. Ma al CERN di Ginevra c'è già chi pensa al futuro ed un nuovo acceleratore è in fase di costruzione e dovrebbe raggiungere la lunghezza di 91 km contro i 27 del precedente. Buongiorno ai 12, oggi luna in acquario, sorprendente, amicale e originale, ma con una quadratura con Marte. Tutto questo decisionismo in questa azione dove vogliono portare i 12? Scopriamolo insieme. Ariete, è il vostro Marte a subire la quadratura della luna e decisamente oggi avrete delle remore emotive. Probabilmente, anche se vi sentirete un po' scoperti, sarete disposti a dichiarare le vostre debolezze in amore. Toro, la giornata di oggi prevede la quadratura della Luna proprio al Marte che ospitate nei vostri gradi e anche Urano sembra un po' elettrico. Oggi non dovrete commettere l'errore di dire una parola di troppo o di essere troppo immediati. Ci penserà Venere su Marte a suggerirvi di essere più amorevoli. Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna amica, soprattutto sul vostro Giove, che vi dà ispirazione, affettività e che espande sempre di più la consapevolezza che siete
vostri amati. Oggi potreste anche puntare ad obiettivi molto ambiziosi. Cancro, una giornata oggi che ha a che fare molto con un Saturno che chiede a Mercurio di fare promesse per l'eternità. Proporrete qualcosa di lungimirante nel tempo, qualcosa anche che vi impegna persino sentimentalmente. Leone, luna d'opposizione oggi, quindi l'umore non è propriamente dei migliori. Questa luna vi fa riflettere però su ciò che è fattibile e trasformativo e ciò che va necessariamente cambiato dei lati caratteriali del vostro essere, sempre così chiaro, che però in questo momento nutre dei forti dubbi. Del resto Sole, Venere e Mercurio sono in 12ª casa. Qualche domanda in ambito sentimentale e relazionale sarebbe pur lecita. Vergine, la giornata di oggi prevede una giornata con l'appoggio di Sole, Venere e Mercurio. Marte e Urano fanno anch'essi la loro parte, per cui potreste prendere delle decisioni molto risolutive e molto efficaci. Luna e Giove però non sono d'accordo perché rispetto ai vostri gradi zodiacali vi suggeriscono di non fare il passo più lungo della gamba, di non esagerare e di non mettervi nelle condizioni di pensare che avete sempre ragione. Bilancia, giornata oggi con una luna di trigono che rinverdisce un po' la vostra eleganza e la vostra voglia seduttiva. Oggi è una giornata in cui amori ed affetti familiari saranno in auge, quindi godete degli affetti certi. Per quelli ancora da costruire c'è tempo. Scorpione, luna di quadratura, oggi è una luna che vi obbliga a riflettere necessariamente su ciò che nelle relazioni vi rende un po' distanti. Marte e Urano ancora contro, per cui probabilmente, seppure avete cambiato tattica, probabilmente ancora gli effetti non sono quelli desiderati. Avrete tempo per misurare anche queste dimensioni. Sagittario, luna amica è molto compiacente oggi proprio perché è una luna di terza casa che vi rende creativi e carismatici a livello lavorativo, ma soprattutto oggi l'occasione, l'incontro giusto dovrà generare una decisione importante per il futuro. Capricorno, luna di seconda casa, una luna con Plutone che vi rende possibile il tutto, eppure voi ne dubitate proprio perché la luna quadra Marte, quindi è l'azione che sentite impedita. Abbiate fiducia nel tempo, non perché pensate una cosa immediatamente dopo si debba realizzare. Del resto voi siete il segno dell'attesa e della pazienza sapiente e stoica. Utilizzate questa qualità. Acquario, luna oggi nei vostri gradi fantasiosi più che mai, ma quel Marte contro sembra darvi, almeno nella mattinata, un certo grado di nervosismo. Non rispondete male, non siete sgorbutici, qualcuno tenta di afferrarvi. Voi che siete esseri sempre in fuga tenderete a mal sopportare questa tendenza. Pesci, Saturno oggi è imperante, ma anche Nettuno nei vostri gradi esige la sua parte, il che significa che qualunque sogno è possibile se può essere un sogno strutturato e che vi dà modo di conseguire alcuni risultati. Romanticismo sì, ma sempre con un occhio al pragmatismo. Elena Lucrezia Cornaro, il genio di casa. Fin da piccola suo padre, Giovan Battista, appartenente a una delle famiglie più importanti di Venezia, riconobbe il suo straordinario talento. Elena ha fatto la storia, diventando la prima donna al mondo a laurearsi. Ha affascinato sovrani e studiosi provenienti da ogni angolo d'Europa con la sua conoscenza. E il 25 giugno del 1678 le è stata assegnata la laurea in filosofia presso l'Università di Padova. Una donna che ha aperto la strada per le future generazioni di donne intellettuali. A word to the wise is sufficient. Letteralmente, una parola al saggio è sufficiente. In italiano diciamo comunemente, a buon intenditor, poche parole. Un proverbio fra i più conosciuti e utilizzati. Il suo significato è piuttosto chiaro. Se una persona è intelligente, non ha certo bisogno di molte spiegazioni per capire un certo concetto, anche se questo viene espresso in modo sommario e con pochi indizi.
Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Oggi vogliamo parlarvi di un personaggio eccentrico, Marco Agrippa Postumo. Marco era nipote dell'imperatore Augusto e l'unico erede diretto. Tuttavia era tutto tranne che adatto a un ruolo pubblico. Il suo carattere scontroso portava a improvvisi scoppi d'ira e sbalzi d'umore. Ma c'era qualcosa che faceva battere il cuore di Marco: la pesca. Si identificava addirittura con il dio Nettuno. Tuttavia la seconda moglie di Augusto, Livia, riuscì a cacciarlo sull'isola di Pianosa. Il fedele schiavo di Marco, Clemente, decise di liberarlo, ma al suo arrivo Marco Agrippa era già stato ucciso. Ci salutiamo con la frase del giorno: pensare è difficile. Per questo la maggior parte della gente giudica. Noi vi aspettiamo domani con delle nuove curiosità, perché siamo convinti che la base del pensiero critico sia l'informazione. Quindi mi raccomando, a domani, buona giornata!